vinto. Adesso viene il bello. Allora, se ci avete seguito l'anno scorso su Bizzi TV, abbiamo fatto una piccola prova, direttamente abbiamo preso spunto dal format Tali e Quali, infatti vedete già tradotto dall'italiano sardo Pintos e Lintos, e abbiamo il piacere stasera di avere con noi il grande presentatore Carlo Contu, che ci diletterà con una serie di Pintos e Lintos. Alcuni spettacoli che nos hanno copiato nella televisione famosa, ma anche una cosa quando si fa in notte. Quando presenti in sardo, con comunità che sono voi non lo permette, però quando fa non si sente, però anche scoprire poi a sos che sono in largo, tramite Bizzi TV, cerchiamo di dare una lingua che si può comprendere in largo, quindi andiamo a parlare poi in italiano. Allora, Pintos e Lintos è scritto no, un'idea nostra, non è sempre scritto un'idea, non l'hanno copiata e non ci hanno dato mai un di Lintos. Pintos e Lintos. Io sono Carlo Contu, e stice che ha copiato sul numero, e stasera in questo spettacolo vamos chiaramente una giuria che deve giudicare la performance del suo ospite festivale. Le serve un carro attrezzi? Allora, il carro c'è, ma gli attrezzi in questo momento non ci sono. Noi stiamo molto bene, la metto in diretta e lo facciamo sentire graditissimo, che per telefono vuol dire che ci sta seguendo come ci ha sempre seguito tanti anni fa. Ciao da Mario! Don Mario, vuoi dire due paroline a questo famoso pubblico? Sì, adesso, in diretta. Mi spasso di pitte lì con un briciolo. No, scherzo da parte ce l'hai quando tu ci sei presentato qui al telefono invece di venire qui. Dove domani? Sì, non vai, se tu non segui Bizzi TV queste cose non le puoi sapere. Ma non siamo vero, non prenderli. Grazie Don Mario, speriamo di averti il nostro ospite quanto prima. Grazie, un bel onore Don Mario. Grazie Don Mario. Ciao Don Mario. La volta ritornano. Allora, sto faccendovi chiaramente la giuria composta dai nostri favolosi Panariello, Loretta e Malgioglio, favoloso, bellissimo,
Come vedete non ci manca niente e non ci manca neanche la sigla di Quintos e Lintos. 2 secondi, tra 2 secondi, sì, con le luci, vediamo le luci, un attimo. Il bello della diretta è questo, il regista era spazio prima, e l'applauso anzi perché Salvatore ci sostiene tutte queste serate dal punto di vista tecnico, molto disponibile, quando mi ha visto Manzano, sabia di Natale, e Manzano non pesa, però benissimo, perfetto, grazie Salvatore per la sigla. Primo concorrente stasera che farà Quintos e Lintos direttamente dagli anni 60, se non sbaglio. Loredana Bertè cantava questo. Loredana Bertè viene interpretata dalla nostra bravissima Cristiana.
ma che il vincitore verrà oltre i nostri giudici, verrà diciamo vincitore in base a voi. Quindi quando finiscono la performance, non so se americano e anche a un amico dicono, vi dovete alzare in piedi, più vi alzate in piedi più il voto è valido. Quindi per Tiziana, alias Loredana Bertè, standing ovation, tutto la Rodea. Ok, Tiziana aspetta qui, adesso c'è il giudizio della nostra implacabile giuria. Iniziamo da Giorgio. Giorgio, cosa ne dici di questa giudizione di Tiziana? Allora Carlo, cosa vuoi che ti dica? Io sarò ripetitivo, sarò noioso, ma sta per te, non è che deve essere solo per te, ma anche per noi, poi si scherza, siamo toscanati, Carlo, molte cose. Brava Loredana, l'unico rammarico, ripeto, è non avere tante di queste per te. Sì, perché non solo per te, ma anche per noi. Comunque brava, come dice la nostra amica qua, chapeau. Bene, inizio più che positivo di Giorgio. Giorgio, mi stai rubando le battute. Allora, io la definirei in 3 parole: bella, solare e folle nella sua genialità. Brava. Ma Giulia, Cristiano, vedi Cristiano mi sembra che c'è poco. Visto così, Sì, Don Mario, l'ho visto, voi non l'avete visto, ma mi è andata passando. Ciao. Io sono Tizi, pensate di volare e invece sei caduta a terra per nostra fortuna. Sei un animale da palcoscenico, hai una voce lacerante, a volte graffi come un gatto, a volte ruggisci come una tigre. Mi auguro che quando ritorni a casa Renato trovi una gatta brava. Brava. Grazie nostra Giulia. Le telecamere hanno ripreso intanto. Ok? Loredana si sistema e aspetta gli altri concorrenti. Adesso un bel gruppo di ragazze che interpreteranno questa musica, questa canzone. Alessia e Sara sono qui per voi. Eccole qui, bellissime. Un attimo perché partiranno adesso.
Bravissime! Vediamo il voto del pubblico. Bravissime, elegantissime, bellissime. E qui vi voglio, allora Giorgio e Iosetta, non dovete dire niente perché siete di parte. Sentiamo prima il giudizio di Malgioglio. Wow! Wow! Oh! Mon Dieu! Je suis bien content de vous voir. Mi avete ipotizzato, si dice a Carletto, ipotizzato, con le vostre figure che si intrecciavano. Avete una performance vocale favolosa. Sono come l'aurora boreale che io ho incontrato a L'Avana. L'aurora boreale a L'Avana? Sì, l'ho incontrata io e non a Suarez, stavo cantando e l'ho incontrata l'aurora boreale. Sei molto bravo anche in geografia, vedo. Vous êtes merveilleuse. Very sure. Bravo, grazie Malgioglio. Franca che ci ha sempre sostenuto e se non fosse stato per lei non saremmo arrivati fino a qua, non avremmo avuto questo successo. Brava Gianfranca, un saluto a Gianfranca, bravissima. E vi posso concedere 2 parole in 2, a voi 2. 2 in 2 perché... Carlo, posso? Sì. Allora, adoro questo gruppo inglese, una perfetta imitazione. Sono state brave e sfumeggianti, molto bello anche il balletto. Ve lo consenti? Chapeau! Non erano 2 parole, ma Carlo. Calmissimo. Posso? Sì. No. Intanto io non ci ho capito niente di quello che hanno cantato. Normale. Ma cantano strano. È una lingua che non conosco. Ma sono di fuori, non lo so. Poi ho chiesto al mio amico Cristiano, mi ha detto che sono le ragazze di La Spezia. E io ho detto, ma per essere della Spezia non è che si capiscano granché, Sì, parlano... Però, comunque, Balletto nel balletto sono state brave. E questo non è poco. Per me, Va bene. Opera. Ok, un giudizio positivo anche da Giorgio. Grazie ragazzi, potete accomodarvi un attimo, così assistete anche al terzo concorrente. Sì, il pubblico si è già espresso appena hanno finito di, come si chiama, comunque un altro applauso, glielo vogliamo fare a queste splendide ragazze. E adesso andiamo a chiudere col voto, e noi stesso non voto, ma che è il cantante che canterà dal vivo, vediamo che cosa interpreterà. Il grande Luciano Pavarotti, interpretato dal nostro bravissimo Bacchis, accompagnato al piano da Omar. Applauso. Applauso è per il trucco e il parrucco. Non ci hanno bisogno di una giraffa, un rinoceronte, qualcosa di male. Una giraffa ce l'abbiamo, di queste. Giraffa con il microfono. Grande Luciano! Guarda la giraffa. Va bene Luciano?
Allora, Luciano ci canterà I te vorria passare. Oh, che bell'aria fresca, che adore malvarosa, e tu dormi stai, nuova si bruna e rosa, e o sole a poco a poco, questo giardino sponte, oriente passa e vasa, sti ricciolini in fronte. Io te vorria basare, io te vorria basare, ma ancora non mi dice te scelta, e te scelta. Io me vorria dormire, io me vorria dormire, vicino sciata toglie, n'ora puri, n'ora puri. Dorme Rosania e dormo sulla china mentre guardi incantato sto muse coralline e chi ste carne fresche e chi ste trise nere me metta rindovore mille male pensiere. Io te vorria basare, io te vorria basare, ma ancora non mi dice te scelta, e te scelta. Io me vorria dormire, io me vorria dormire, vicino sciata toglie, n'ora puri, n'ora puri. Mi sembra che sia stata gradita l'esibizione, maestro. Mi sembra l'aggiornamento del pubblico che non sia andato così male questo ragazzo. Giorgio, cosa Ha una carriera davanti. ha una carriera davanti? Dietro lo so, davanti una carriera. Bene, Posso? sì, sì. Che dire, che grande si vede. E si è anche sentito, mi pare. Cosa vuoi dica? Io pensavo che si buttare giù il teatro. In realtà un grande pubblico sempre, mamma mia. Come dicono all'Odetti, Pilolini. Sì, sì. Comunque il mio amico Renato direbbe grande! Grazie Giorgio. Soddisfatto del giudizio del nostro Giorgio? Bene. Jose? Loretta, sì. Ehi! No, ma siete attenti, vai, siete attenti. Perfetto il trucco e il parrucco. A vederlo sinceramente mi è venuto un mancamento. Per fortuna avevo il medico qua davanti. Ha reso giustizia alla sua maestosità del personaggio. E basta. Bene. Bene.
Cristiano. De Boris, anche di peso. Voce tenorile, espansa, che tocca tutti i tasti del cuore. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, immensità del cielo. Grande Cristiano! Così assieme voliamo 3 metri sopra il cielo. Bellissimo! Grazie Cristiano. A questo punto mi sembra di aver capito che dal pubblico, da come si è salvato il pubblico, prima, durante e dopo, che tutti e 3 i nostri concorrenti saranno arrivati alla pari. Perché chi si è alzato prima non si è alzato dopo, chi si è alzato dopo non si è alzato prima, perché io ho visto tutto. Quindi direi che sono tutti e 3 alla pari, una cosa straordinaria che non è mai successa, ma Cristiana, Maghissimo e le Space finiscono alla pari questa puntata di Pintos e Lintos. Un grazie a Cristiano Malgioglio, un grazie a Loretta e un grazie a Giorgio Pallariello. Diciamo che se non c'è altro da dire e da fare, la finiamo con la sigla. Ok, se c'è Giovanna Murni in sala, la vorrebbero qui sul palco. Io con questi occhiali non vedo la sigla. Intanto vi ringraziamo per aver partecipato. Nos auguramos menos a novas, sempre coisa, non sia alegroso e sempre numerosi come siete stati quest'anno. Speriamo di avervi strappato almeno un sorriso, che per noi è un successo. Grazie a voi tutti e menos a novas. Grazie. Ascoltazione di appuntamento. Cosa succede? Ah,
Un abbraccio! Grazie a voi per essere stati presenti. Ciao da Milano! Ciao Elisa, da Milano! Chi voleva salutare? Ciao mamma da Sacratea, ciao mamma! Ciao Babu del Nomo, ciao! Ciao Franco! Ciao a voi, grazie per essere stati qui! Ciao Antonio Matullo da Los Angeles! Bene, Grazie misti amici, grazie! bene, abbiamo finito questa trasmissione in diretta. Saluti Rachele da Pisa dal babbo! Poi non che gli opposi intendere, nanne, chi in bici non va nuda, ma in cale ida batta cosa di questo tipo, C'è una stato un ida piccolo blackout! con il minore che a bici, prima in manna, ma come il minore, però bici è sempre via, ma sempre cosa da per proporre una salita. Magari adesso è invernale! Beatrice e Giorgia! Dalla mamma mia! Tutti i pitesi che non sono qui abiti ma che ci seguono! Monica ci sei? Abbiamo fatto saltare tutto, non si vede più niente! Bene, terminamos la diretta, a men sorridere, Nunzia, comunque ce la usare tu! nos vediamo La in... suocera! In America! Finish! Chi ce la fa una foto per cortesia?